La ripresa c'è, l'Italia sta per ripartire, parola del governatore della Banca d'Italia, e nei prossimi trimestri la ripresa verrà consolidata. Così forse non sarà più soltanto un italiano su due a rendersene conto e qualche giovane avrà finalmente un lavoro. I segnali positivi arrivavano già dai primi mesi dell'anno e anche l'Istat ha potuto così registrare un aumento congiunturale del PIL allo 0,3%. Abbiamo raccolto un aumento di capitale dai mercati internazionali che hanno creduto nell'Italia. A parlare l'amministratore delegato di OVS. La quotazione in borsa sta consolidando un mercato importante per il territorio veneto e di tutto il paese. Un esempio dell'impresa che funziona, che in un mercato, quello dell'abbigliamento, da un meno 4%, ha macinato un più 8%. Hanno creduto a una storia italiana, visto che la nostra azienda è principalmente operante in Italia, quindi nonostante la debolezza del mercato l'Italia è stata compresa come un mercato e un paese ancora importante. Quasi 500 nuovi dipendenti nel 2014, cifra destinata ad aumentare di almeno 300 posti nel corso del 2015. Siamo ripartiti con le aperture di negozi che nel nostro modello di business ancora ci consentono di generare valore per gli azionisti. Una decina di full time per ogni apertura di negozio diretto, 41 quelli inaugurati lo scorso anno, altri 30 quest'anno, cui si aggiungeranno i 30 in franchising. Il mercato dell'abbigliamento sta cambiando, le dinamiche dei consumatori richiedono una proposta sempre più precisa o verso il lusso o verso il value o verso il fashion value, chiedono una proposta che faccia del prezzo e della moda e della velocità e della capacità di essere aggiornati è la ragione decisiva dello shopping, e la qualità sempre.